Ma buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e Forza Napalese. Allora, ho visto che tanti hanno fatto il video sull'addio di Ancelotti, era doveroso per me farlo, perché essendo tifoso del Napoli lo dovevo fare, ma anche per Ancelotti, perché è andato via. Allora, il mio pensiero su Ancelotti è, sì, Ancelotti ha sbagliato, non avrà messo i giocatori nei propri ruoli, non avrà dato i risultati, perché non ha dato i risultati, anzi ha dato solo risultati negativi al Napoli, trovandosi ottavo in classifica quando sia. Però le colpe non sono del tutto sue, le colpe io le do principalmente ai giocatori, perché se abbiamo visto le prestazioni del Napoli, erano i giocatori che sembravano che non volevano giocare. Appunto la conferma di questo, di tutto questo, lo abbiamo visto con l'Udinese. I giocatori non correvano, si fermavano, era solo qualcuno che correva, un paio di giocatori. Questo fa capire tutto, fa capire che i giocatori avevano intenzione di giocare sì contro l'allenatore, ma secondo me più che contro l'allenatore è contro la società, contro De Laurentiis, per quello che è successo. D'altronde De Laurentiis non può mandare via tutti i giocatori, purtroppo, non può mandare via, cioè, purtroppo, non può mandare via qualche giocatore, cioè, perché poi ce n'è più di uno, 4-5 giocatori in questo momento. Allora, su chi scaricare le colpe? Su Ancelotti. Pure di dare una scossa all'ambiente e tutto, fa fuori Ancelotti, perché alla fine, ragazzi, per dare una scossa all'ambiente qualcuno deve andare via, qualcuno dovrà prendere il posto di Ancelotti oppure dei giocatori. I giocatori non potevano andare via, ripeto. Allora a quel punto si è rifatto su Ancelotti, le colpe vanno tutte su Ancelotti, tutti quanti a fare video Ancelotti out, io in primis l'ho fatto anche io perché magari ero deluso, ero arrabbiato per i risultati. Sì, le colpe le do anche a lui per come ha utilizzato i giocatori, per come non li ha fatti giocare nei propri ruoli naturali, pensando a Di Lorenzo, pensando allo stesso Insigne, Callecon esterno di centrocampo come Insigne, appunto, Lozano prima punta, cioè Di Lorenzo a posto di metterlo sulla destra lo metteva a sinistra. Ci sono tante cose che non ha saputo gestire Ancelotti, questo è vero. Però, voglio, se noi vediamo i risultati del Napoli, 8 pareggi, il Napoli che non correva, non giocava a calcio, sbagliava tutti i passaggi, fa pensare che la squadra, i giocatori, questi giocatori, giocavano proprio perché è una cosa che fa schifo, e a me mi ha fatto schifo. Il presidente non può andare via, ovviamente. I giocatori non possono andare tutti quanti via. Alla fine la colpa va scaricata ad Ancelotti. Mi dispiace perché Ancelotti si è sempre comportato bene, è stata sempre una persona umile, una persona che si sentiva attaccata a Napoli, no? Si sentiva parte di Napoli, parte della tifoseria, cioè parte di noi ormai era diventata, cioè una persona per bene, un allenatore che ha vinto tanto, purtroppo non è stato ripagato con i giocatori che voleva anche lui nel mercato. E alla fine, con tutto quello che è successo, anche fra il ritiro di Salisburgo, sappiamo per l'ammutinamento e tutto altro, secondo me le colpe erano di De Laurentiis e i giocatori, ovviamente, giocando contro la società, alla fine ci ha rimesso l'allenatore. Secondo me è andata più o meno così. Poi mi posso sbagliare. Ora parlando dell'allenatore che subentra, Gattuso, gli faccio un benvenuto a Gattuso, ovviamente gli auguro tutto il bene possibile ad Ancelotti che è andato via. Parlando di Gattuso del presente, perché ora mi spiace dirlo, ma è passato, buttiamo alle spalle quello che è successo. Parlando di Gattuso, è il benvenuto. Gattuso a me è un allenatore che piace tanto, è vero non avrà vinto tanti trofei come Ancelotti, però ha tanta carisma, tanta cazzimma e tanta cattiveria per dare qualche stimolo ai giocatori, per farli cacciare fuori da questa crisi, per rivoltare pagina, per ricominciare a vincere. Questo è tutto da vedere, io ci spero tanto, però se le cose restano che i giocatori giocano contro la società, ma non giocavano contro l'allenatore, non so quando possano cambiare, capite? Perché a quel punto anche Gattuso, anche Klopp potrebbe venire, ma è la stessa cosa. Io spero di sbagliarmi, spero che invece, cioè mi dispiace dirlo, spero che invece giocavano contro Ancelotti e magari con il nuovo allenatore le cose cambieranno perché il minimo che dobbiamo fare ora è centrare il quarto posto, minimo.
che da inizio stagione erano altre le cose a cui puntare. A Gattuso gli ha fatto un contratto per 6 mesi con un obiettivo da centrare, cioè la qualificazione alla prossima Champions. Se così fosse, gli verrà rinnovato il contratto per altri 18 mesi. Invece, se non viene centrato l'obiettivo, alla fine le strade si separeranno, Gattuso andrà via e De Laurentiis penserà ad un nuovo allenatore. Io spero che vada bene, ovviamente. Vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere la vostra nei commenti, se siete dispiaciuti per Ancelotti, avreste tenuto Ancelotti oppure puntereste proprio su Gattuso, il nuovo allenatore, se è stato giusto farne almeno di Ancelotti, appunto, nei commenti. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, amici, venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti, amici, da Napoliello87 e forza Naples, sempre!